6.000 su 60.000, un 10% secco dei medici, infermieri e OSS operanti nel servizio sanitario pubblico in Veneto sono ad oggi senza vaccinazione, un fronte che si è via via ampliato, così come le sospensioni poi comminate a 14 operatori dell'ULSS 1 di Belluno, seguiti da altri 18 di una casa di riposo veronese a San Giovanni Lupatoto e un medico di base di Fregona denunciato dalla ULSS della Marca Trevigiana. Ma materiale per i tribunali è arrivato anche da personale sanitario di due case di riposo bellunesi, quella di Sedico e la Gaggialante del capoluogo, che hanno presentato reclamo contro l'ordinanza del giudice del lavoro che stabiliva per loro la necessità di vaccinarsi. Per tutti, comunque, la procedura messa in moto prevede la sospensione e la ricollocazione in altro settore di intervento, cosa certo non facile. Ho l'impressione che questa qua si trasformerà in un mare di scartoffie che durerà anni, perché comunque il decreto, adesso vedremo come verrà convertito, se verrà un po' più aggiustato, fra virgolette, in maniera... però non è una questione facile. Di certo è, da un punto di vista etico, mi permetto di dire, io ho sentito anche delle interviste, fra l'altro anche ieri sera, dal punto di vista etico, tu fai il poliziotto, sai che devi portare l'arma, vai ti lauri in medicina, sai che quando parli di virus, cioè, cominci a parlare di vaccini, fai il pasticcere, non puoi essere allergico alla farina. Insomma, ogni mestiere ha le sue prerogative. Il loro contratto, tuttavia, prosegue Zaia, non prevedeva l'obbligo di vaccinazione. La situazione pandemica ha portato al cambio di regole in corso. Questo 10% di sanitari non si fida del vaccino, ritenendolo più pericoloso del virus stesso e affidandosi a cause giudiziarie per far valere il loro pensiero. Ci sono medici Novax che si sono addirittura licenziati pur di non sottostare all'obbligo vaccinale. Fra ULSS che hanno modo di poter ricollocare medici e infermieri in altri settori e possono agire in modo più morbido di case di riposo, dove invece questa possibilità è assai più ridotta, il problema resta evidente e l'assessore veneta alla sanità Lanzarin non nasconde che se i casi dovessero aumentare il rischio di sguarnire le RSA diventa palpabile.